Buongiorno da Passione Dolomiti, mi chiamo Nicole e oggi vi porterò con me durante la mia passeggiata sul lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore. Ci vediamo tra un po'. Quasi arrivate alla partenza del giro del lago. Potete vedere questo è il lago di Santa Caterina che accosta tutto il paese di Auronzo di Cadore, e questa è la passeggiata lungo le rive del lago, diciamo, una stupenda passeggiata immersi nella natura. Eccoci qui, siamo quasi a metà del percorso della camminata. Come potete vedere è bellissimo, è molto suggestivo perché al di là del lago si può vedere il paese Auronzo di Cadore, e poi di qua appunto continua la nostra passeggiata fino ad arrivare alla diga di Auronzo. Ecco qui, adesso la nostra passeggiata è quasi terminata, stiamo dirigendo verso il centro di Auronzo e come potete vedere le magnifiche tre cime di Lavaredo sullo sfondo. Adesso ci troviamo precisamente sopra la diga di Auronzo. Come potete vedere questa accoglienza è data dal panorama e dai leoni di San Marco, che rappresentano la collaborazione tra Venezia ed Auronzo per il trasporto del legname, per la loro qualità pregiata. Ed eccoci qua, questa è la piazza principale di Auronzo, la piazza Santa Giustina, con la sua omonima chiesa. Qui diciamo d'inverno è il ritrovo dei mercatini di Natale, ci sono le varie casette dove appunto gli artigiani si mettono qui a esporre le proprie opere. Volevo solo farvi vedere appunto un attimo questa piazza e adesso passiamo a Sommadida. Ho voluto portarvi nella foresta di Sommadida. Ad oggi è una riserva naturale. Una volta Venezia si riforniva del suo legno pregiato. Questa foresta è raggiungibile anche con un servizio messo in atto quest'anno dai Cadore e Auronzo con le bike. Per concludere in bellezza ho voluto portarvi al lago d'Antorno, un piccolo laghetto al di sopra di Misurina. Una meta turistica internazionale e per tutti gli appassionati di fotografia. Invece alla mia destra potete trovare la strada percorribile per arrivare alle famose tre cime di Lavaredo che le trovate dietro le mie spalle. Spero che questo piccolo tour vi sia piaciuto. Ci vediamo alla mia prossima avventura. Ciao!